questi 5 mesi finalmente siamo arrivati al momento tanto atteso, al momento decisivo, al momento in cui quella coppa sognata, quella coppa inseguita, quella coppa cercata finalmente può essere raggiunta. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Falcone Borsellino di Paternò. Questa è Unitas Sciacca, città di Avola, finalissima della Coppa Italia Eccellenza Siciliana. A vedere la formazione dell'Unitas Sciacca 4-3-3 scelto da Angelo Galfano per l'occasione. In porta c'è Keba Jaber, in difesa da destra a sinistra Triolo, il recuperato Alfonso Cipolla, Jammeh e Di Mercurio in mezzo al campo. La scelta di Aldo Genco a fare da mezzala, insieme a lui un'altra mezzala atipica, giocatore che può fare anche questo ruolo, ovvero sia Giacomo Fricano, con D'Amico a smistare e a fare, diciamo, da ponte tra difesa ed attacco. Il tridente composto da Erbini, Cari e dall'ultimo arrivato in casa verdenera, ovvero sia Joao Ricciulli. Risponde l'Avola di mister Attilio Sirugo, che cambia pelle a causa anche delle assenze. 3-5-2 per la formazione rossoblù avolana, con Santillo in porta, linea difensiva composta da Touré, Diop e Figini. Sugli esterni giocano Argentino a destra, Gazzara a sinistra, Diga di centrocampo composta da Fratantonio, Ramella e Ricca. In avanti il tandem composto da Gomez e da Silvio Tripoli. Tra l'altro Tripoli e Ricciulli che si ritrovano dopo aver condiviso la maglia e lo spogliatoio della Don Carlo Misilmeri nella prima parte di stagione. Entrambi hanno lasciato la squadra, ma intanto si comincia, mettetevi comodi, è iniziata la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia in favore dell'Unitas Sciacca. Qui la palla però subito intercettata da Tripoli, allora prova a correre Gomez con il destro, palla lenta, centrale, bloccata da Keba Jaber. Onda per la corsa di Ricciulli che riesce ad arrivare sul pallone, Ricciulli sterza, viene poi fermato in aiuto da Gazzara che qui rischia un po', va ad affrontarlo Ricciulli, direttore di gara che lascia giocare, e le proteste da parte dei giocatori dell'Unitas Sciacca, le proteste in particolare da parte di Fricano contro le formazioni calabresi e campane. Intanto Erbini sull'out di sinistra affronta Gazzara, entra in area, Erbini mette al centro, c'è una deviazione per conclusione e palla che si perde fuori. Ci ha provato Cari, anzi ci è andato molto vicino Cari, e allora corre Fricano, è un 4 contro 4, Fricano corre per vie centrali, si muove Erbini, visto e servito, Erbini all'1 contro 1 con Argentino, si sposta, Erbini calcia, palla fuori, e quindi le due squadre sono un po' più guardinghe, tra l'altro entrambe con un sistema di gioco non usuale, devono anche un po' adattarsi. Cari col sinistro, Cari centrale, blocca senza problemi Santillo. Ovviamente Cari si difende quasi a pieno organico l'Avola, mentre parte la battuta dell'angolo, secondo palo Cipolla, colpisce l'esterno della rete, il centrale dello Sciacca ad un passo dal gol. Ancora Erbini, spalla alla porta, duello con il numero 2 avversario che prova a inibirlo nella giocata, alla fine c'è lo scarico per D'Amico che guarda l'area, c'è l'inserimento di Camara, colpo di testa e alla fine è arrivato Santillo, troppo poco convinto qui Camara. Questo calcio di punizione interessante per l'Unitas Sciacca, a batterlo come sempre D'Amico, fischia l'arbitro, la rincorsa, pallone messo in mezzo e c'è il gol dello Sciacca che ha sbloccato la partita. Viene assegnato il gol, almeno qui a fianco a noi, a D'Amico, quel che conta di più è che ha segnato dello Sciacca Santillo al di qua della tre quarti campo dell'Unitas Sciacca, la rincorsa di Ricca, la palla messa in mezzo, primo palo, colpo di testa, Jaber va a bloccare, ci ha provato Tripoli perché questo prevede il regolamento, allora Diop avanza addirittura, l'arbitro lo fa togliere, parte la Bruna, rasoterra, blocca Keba Jaber. Qui intanto Fricano col recupero, passa per vie centrali, il controllo, Cari guarda la porta, la cerca, la palla scende soltanto all'ultimo, Camara di testa, Fricano, Cari per difendere questa palla, per cercare la corsa da parte
per la conclusione che si perde fuori, clamorosa. La palla gol sprecata da Margaritini, era tutto buono. Di testa Camarà in mezzo a due maglie bianche, poi Cari prolunga, prova ad arrivare Sinacori che riesce a servire Margaritini, Margaritini col controllo di testa, Margaritini sbilanciato, prova a calciare, calcia male ma questa volta le attenuanti non gli mancano. Il gioco è stato praticamente fermo, quindi vedremo se il direttore di gara farà recuperare qualcosa. Intanto la punizione di Ricca al lato di poco. Cerca dentro Ramella che prolunga, Jamais, ancora lui a metterla fuori, poi allontana ancora Jamais. Che partita che sta facendo, poi va al contrasto con Ricca che l'ha toccata con la mano, ma non c'è più tempo e l'Unitas Sciacca vince la Coppa Italia Eccellenza Sicilia per la stagione 2024-2025, batte il Città di Avola con risultato di 1-0 con il gol di D'Amico al minuto 49.